Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati, buon anno a tutti. Dopo la buffata di questa notte riprende il nostro giro attraverso i presepi del territorio. Quest'oggi torniamo a Villanova di Strana, ma per un nuovo presepe. Siamo in compagnia di Piero e Clemente, che sono due dei 7 organizzatori di questo bellissimo presepe alle nostre spalle e delle immagini che vedete in sovraimpressione. Parliamo con Piero, che è il capo storico di questo gruppo. Piero, intanto buon anno. Grazie. E raccontaci un attimino come nasce la storia di questo presepe. Allora, il presepio nasce 20 anni fa. Abbiamo pensato di farlo fuori perché la gente venga qui a guardarlo quando vuole e quando può venire. Piero, poc'anzi, prima che iniziassimo questa intervista, ci hai fatto notare che è un presepe fatto tutto con materiale di recupero. Sì, tutto di recupero è fatto a mano. Da cosa nasce anche l'idea di tutti questi movimenti? Perché è un presepe praticamente tutto in movimento. Ma così è nato da un amico che purtroppo è morto, ci ha lasciato. E abbiamo continuato a farlo. Piero, so che ci tenevi tantissimo, ringraziare anche tutti i tuoi collaboratori. Certamente. Voglio ringraziare tutti i collaboratori che ci hanno aiutato a fare questo presepio. Piero Clemente, che dire, intanto buon anno ancora. Per tutti i telespettatori che volessero venire qui a Villanova di Strana a visitare il presepio, che particolarità ha questo presepio? È tutto in movimento, è lasciato fuori per guardarlo. E quindi aperto 24 ore su 24? 24 ore su 24. Un bellissimo sensore. Giorno e notte. Un bellissimo sensore si attiva quando vi avvicinate, luci si accendono, movimenti partono. E Piero e Clemente sono felicissimi di vedervi arrivare, come sono felici tutti gli altri volontari, perché il mio consiglio è sempre quello di visitare più presepi potete, perché amici come Piero e come Clemente sono tanti volontari che rubano il tempo alle loro famiglie per dedicarlo a voi, per creare creature e installazioni come queste dietro alle nostre spalle, che danno tanta soddisfazione a grandi e piccini. Quindi l'unico modo che avete per ringraziarli è andarne a visitare ancora di più. Noi ci vediamo il 2 gennaio, domani mattino, e vedremo un altro presepe. Questo dove sarà una sorpresa. Intanto ancora auguri. Buon anno a tutti. Buon anno a tutti. Buon anno.